dei 3 anni di psicologia bisogna organizzare un esperimento e dunque bisogna avere delle cavie, allora per far così si mette questa regola che ognuno deve fare 8 ore da cavia e mi è capitato di partecipare a un esperimento sulla memoria di lavoro. In pratica come funzionava? Proiettavano delle parole 4 a 4, ok, proiettavano 4 parole e poi per un tot di tempo ci facevano fare degli esercizi di distrazione, dire se il numero era pari o dispari, fare dei conti, contare all'indietro e queste cose, in modo che la ripetizione mentale, quella che usiamo di solito, veniva eseguita. E chiaramente io, usando invece le mnemotecniche proprio a livello visivo, alla fine di quest'ora che proiettavano 4 parole alla volta bisognava riscriverne la maggior parte, cioè che ci si ricordava, e la media adesso non so di quanto era, erano in 120 in tutto e io ne ho ricordate 118. E diciamo che è saltato fuori un po' un casino perché pensassero, no, non sbaglio, il computer è rotto, no, ma cosa sono questi risultati? E hanno chiamato anche la capo dipartimento, tutto un casino, pensavano avessi barato, invece no, era una questione proprio, usavo tecniche diverse, quello detto uso le mnemotecniche, non ci riuniamo e poi lì lei ha capito, però le sperimentatrici pensavano sicuramente mi hanno tagliato fuori dai risultati per fare una Beh, certo, gli altri erano a 0, tu invece 18. 0-0 no, solo che falsava la media. Notate, pazzesco. Mi chiama 2 settimane fa un agente di commercio perché vedrete che migliorerà un sacco la memoria naturale. Dopo 3 giorni dal corso mi chiama e mi dice: ma secondo te è possibile che sono molto più veloce? Riesco a vedere molte più cose, sono molto più deciso, sì, perché se io alleno un muscolo, se io alleno le gambe per andare a correre, quando vado in bicicletta i muscoli delle gambe sono già allenati, capite il senso? Quindi miglioreranno le vostre attitudini percettive, di velocità, proprio di apprendimento, non solo di apprendimento, anche di percezione molto di più.